Ancora un esame probante per il Torre Grotta Under 21 di Mister Borelli, chiamato a reagire dopo la sconfitta interna contro la capolista Castanea. Un passo falso che ha allungato la striscia negativa dei rossoblù, ora determinati a interrompere la serie di 3 sconfitte consecutive. Al Pietro Cangemi però arriva una formazione di altissimo profilo, il Pellegrino, attualmente vice capolista del Girone A di terza categoria messinese a quota 34 punti. Ospiti con il morale alto dopo l'ultimo successo interno per 4-1. I ragazzi di Mister Borelli sono dunque chiamati a una prova di intensità, ordine e spirito di sacrificio per sovvertire i pronostici di una classifica che dice che oggi arriva il Cangemi, una delle formazioni più in forma del torneo. Torre Grotta al primo minuto con Di Paola, Chiarenza, Mangano, Giglio, D'Angelo, Magazzù, Saia, Rimondi, Consolo, Coniglio, Barresi e Sciotto. Partiamo con il film del primo tempo, 10 di gioco. Barresi tocca il pallone per Saia, il filtrante del numero 8 per Sciotto che davanti a Mazzù non sbaglia e sblocca il risultato immediato, il vantaggio del Torre Grotta Under 21 che passa contro la vice capolista del torneo Pellegrino. Ancora al quarto d'ora, palla lunga per Arimondi, il colpo di tacco per la corsa di Sciotto e poi il lancio in zona Barresi, azione tutta in verticale per il Torre Grotta che si presenta ancora alla conclusione, stavolta però termina sul fondo, ci ha provato Arimondi, minuto 20, prima chance per gli ospiti, lancio di Giorgiani, la difesa prova a spazzare, Lisa cerca una complicatissima acrobazia dal limite dell'area di rigore, non può impensierire così il portiere Di Paola, minuto 22 ancora Pellegrino e Midili che serve la corsa di Lisa, a sinistra si crea la chance offensiva per gli ospiti, il cross sembra quello giusto per Giorgiani che colpisce bene sul traversone, il pallone però incornato termina fuori da ottima posizione, non riesce a trovare la via del pari il Pellegrino, minuto 25 angolo di Midili, colpo di testa di Giorgiani, pallone che impatta sulla traversa, arriviamo alla mezz'ora di gioco, il Torre Grotta prova ad alleggerire la pressione avversaria, lancio di Consolo Coniglio, il 10 cerca di superare Visalli, riesce anche a farlo, ancora Consolo Coniglio dal fondo, il cross per Barresi che non arriva per un soffio alla deviazione, 33esimo si rivede il Pellegrino in zona offensiva, da Midili per Giorgiani, vera e propria spina nel fianco per la difesa avversaria, conclusione che però è velleitaria tra le braccia del portiere Di Paola che pare in due tempi, minuto 35 pallone per Consolo Coniglio che va a calciare per vie centrale però anche la sua conclusione, riesce a dire no Mazzù, minuto 40 il Pellegrino dopo un po' di confusione a centrocampo riesce a passare, lo Monaco infatti recupera il pallone e mette in verticale da Lisa, va alla conclusione Lisa, poi arriva Chiarenza che in scivolata riesce a salvare in calcio d'angolo e strappa gli applausi dei tifosi locali, minuto 45 ultima occasione della frazione per il Pellegrino, il rilancio di Sfameli diventa buono per Lisa che si può involare verso la porta, va a calciare davanti a Di Paola che gli dice di no in presa plastica, minuto 45 ultima chance della frazione per il Torre Grotta, sfera per Consolo Coniglio tra i più attivi dei suoi, riesce a galleggiare per vie centrali, poi il mancino termina sul fondo, termina così anche il primo tempo al Pietro Cangemi di Torre Grotta avanti 1-0 contro il Pellegrino, decide fino a questo momento il gol realizzato al 10° da parte di Sciotto, partiamo con il film della ripresa, al 50esimo Barresi per Consolo Coniglio che troverebbe anche il gol, quello del 2-0 ma per il direttore di gara è tutto fermo, presunta posizione di fuorigioco, minuto 52 il Pellegrino alla ricerca del gol del pareggio con lo Monaco che va da Midili, va a calciare, sembra farlo anche bene, riesce però Di Paola a dire no e a deviarla in calcio d'angolo, minuto 55 cambi per Mister Borelli, entra Guido, esce Barresi in zona offensiva, al 70esimo rimessa lunga, pallone per Sfameli che però va a calciare male, al 75esimo il Torre Grotta, Guido va a calciare, lo fa molto bene ma Mazzù riesce a dirgli di no in calcio d'angolo, le occasioni si susseguono, squadre molto aperte, 78esimo Pellegrino, Midili cerca e trova la corsa come sempre di Lisa, puntuale alle spalle della difesa, Lisa si presenta alla conclusione, va col mancino in caduta, bella la risposta di Di Paola, all'80esimo entra Campagna ed esce Chiarenza, all'83esimo arriva la doccia gelida per il Torre Grotta che dopo un'ottima prestazione subisce il gol del pareggio, recupero palla a centrocampo, Giorgiani va a lanciare Lisa che stavolta non sbaglia in diagonale, riesce a battere Di Paola che sporca solamente col piede la traiettoria, 1-1 a 7 dalla fine, al 90esimo rimane anche in 10 il Torre Grotta, rosso diretto per Consolo Coniglio e termina così la gara al Pietro Cangemi, un buon pari che muove la classifica per il Torre Grotta Under 21 Next Gen che interrompe la striscia di 3 sconfitte consecutive fermando la vice capolista Pellegrino. Amici di Wii Sport è tutto, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.